Bella ragazzi, tutti raccomandatori veneziano, siamo in Cina per la seconda tappa del mondiale dopo le grandi prestazioni con fortuna incredibili di 3 ritiri in 3 minuti, quelli davanti a me. Siamo in Cina, purtroppo siamo 13esimi, ma anche la Ferrari è andata male, ho visto un 12esimo posto, sta una qualifica un po' strana, non è prevista pioggia. Vai raga. Vai. Ok, vai che si parte. Madonna mia, proprio sverniciato Chiat della minchiona. Devo buttarmi all'interno. Internazzo di una purezza disarmante. Oh là! Madonna, il Grosje aggressivo. Il Cume chiaramente non molla. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Bella partenza però, assolutamente partenza sublime. Grande partenza. Devo dire che ho sbagliato un po' l'assetto, lo dico già in partenza, che proprio in qualifica l'ho visto. Troppo aggressivo, il tornante, il penultimo tornante prima della fine. Non sto quasi mai in pista, non capisco il perché, proprio faccio fatica a tenerla. Il Cume l'ha un po' cannata, speriamo bene. L'obiettivo è finire la gara, sono sincero. Non voglio mettere le mani avanti, ma adesso quando arrivo alla curva c'è proprio un problema che non comprendo. Che in prova libera non c'era, ovviamente. In qualifica pronta a usare. E ho fatto un assetto un po' scarico, diciamo, se così si può dire. Tanto se le danno comunque i rettilineo sono velocissimo, questo lo posso dire almeno. Ecco. Vabbè, qua l'ho un po' stracciata anche. Qua l'ho un po' stracciata, però faccio proprio fatica, anche frenando tanto prima. Ok, sesta posizione, sì. Six position in un inglese ormai che è sempre più puro. Devo sfruttare i punti di rettilineo che la guadagno. Dai venezianone, dai. Ok, comunque stiamo guadagnando su Alfonso e questo è importante. Verstappen però sarà quasi irraggiungibile secondo me. Perché perdendo tanto in quella curva. Sono arrivato quarto, ma sono veloce, ma la tenuta non è granché. Ok. Tanto Alonso per fortuna è un po' distante. Adesso vediamo come affrontare la curva. Sta curva maledetta che proprio non mi riesce, non capisco perché oggi va così. Cioè, però cioè, veramente vado. Dai. Leggermente meglio ma di poco, faccio proprio fatica, me ne rendo conto. Devo frenare tanto tanto prima. Da adesso il DRS è consentito. Mi fa piacere. Puoi usarlo nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Occhio, la forza centrifuga mi butta verso sinistra. Dai vecchio Cume. Dai vecchio cuore cumendiano. Noi avevamo ancora perso troppo da Verstappen, ma non riusciamo neanche a guadagnare. Faccio male ragazzi. Promemoria in Cina non andare così. È una gara che di solito non vado neanche malissimo, però sento dopo la macchina ingovernabile. Ok.
il gruppo si sta sgranando, comunque questo è già importante, anche se davanti sarà quasi durissimo a beccarli. Non impossibile, perché non sarà impossibile. Mamma mia, che fatica, raga, che fatica. Qua Alonso mi ha preso. Qua si va anche fuori. Male, male. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Male, per il momento male. Proprio difficoltà oggettive nel tenere la macchina. Vediamo cosa succederà, ma non sono ottimista per il momento, vedremo. Devo prendere le curve strettissime a costo, tra virgolette, di rischiare di tagliare, ma se no vado esterno. Completamente diverso dall'Australia. Invece avevo optato per un assetto più carico, anche perché sapevo della pioggia. Ma boh. Dopo il cume più aggressivo fa fatica, se non sono un pro, cioè c'è poco da fare. Anche se per me a questo livello di difficoltà è un'impresa fare sti risultati, ma con una macchina così faccio fatica. Devo stare su assetti più standard, se cerco di tirare rischio di non riuscire a tenerla. Cioè, Cerettini non sta neanche dritta. Cioè, ma perché? No, è impressionante, eccola là. Sì, impressionante, ragazzi, ve l'ho detto. Impressionante, beh, impressionante. No, piano, piano. Uff, Madonna del Signore. Che rischio, raga, che rischio. Mamma mia. Si soffre, ragazzi, si soffre enormemente. Devo spaccarmi le mani per tenerla. Sto bestemmiando dentro di me in polacco antico perché veramente non mi è mai capitato così tanti problemi di tenuta. Non ero neanche tanto lontano fino a prima, certo sbagliare la curva così, andare verso l'esterno pur frenando 10 anni prima, cioè è un po' frustrante, ecco. Niente, questa è la realtà, ragazzi. Proprio non riesco, non capisco, mai successo in 1000 gare in Cina. Oddio, qua ha inchiodato di brutto. Quella curva mi fa perdere tutto. 17,0 secondi. Lotta con Alonso. Mamma mia che lotta. Nelle altre curve tutto sommato riesco ad andare abbastanza bene, nonostante la fatica. Ma quella proprio boh, purtroppo ho danneggiato anche l'ala. Male, male, male. Siamo in una situazione veramente difficile, ragazzi. Vai, sarà in gara l'uscita dai box. Situazione veramente disperadas. Abbiamo effettuato tutte le soste a Proprio in quella disposizione. cazzo di curva, non so che cosa sia successo. Ho cambiato l'assetto, questo è vero, rispetto alle prove libere, però porca trota. Poi si è ritirato Hamilton.
però mai visto una cosa del genere. E nel fare la curva ho sbregato l'alettone. Adesso vediamo con le medie, che se ammari con le medie in modo meglio, cosa un po' improbabile, però. L'auto che ti precede si è danneggiata. Avrà problemi di deportanza, approfittane. Va bene. E ormai gara buttata. Gara abbastanza andata, solo un miracolo può salvarmi. Vediamo, speriamo che con le medie magari ho qualcosa di meglio. Chissà, magari il colpo di culo. La sculata come in viene. Tutto può succedere. Certo che l'ottavo posto non lo becco più ormai della... Scusate. Dell'obiettivo scuderia. Quello è proprio imbeccabile ormai. Salvo miracoli. O safety care. Vediamo se riusciamo a rompere un altro lettone qua. Mamma mia, che fatica, no? Cioè, è veramente disarmante, proprio disarmante. I problemi che ho nel tenere la macchina là sono proprio disarmanti. Guarda, mai più toccherò in sta gara niente. Sono abbastanza incazzato perché, cioè, perdere un gran premio per una curva è abbastanza curioso, diciamo. E questa, diciamo, la faccio così così, l'altra proprio devo frenare tipo 60 anni prima, 209 anni prima. In prova libera non era così, ma in qualifica dopo sarà un caso. Avrò sbagliato io il giro invece. Perché in altre curve tutto sommato vado come al solito, ho fatto un quarto posto l'anno scorso, cioè con la stessa macchina, anzi meno forte. Solo che avevo ottenuto l'assetto standard, è molto meglio per chi, diciamo, cioè non è, diciamo, esperto. Dai, ormai piangere sul latte versato ha poco senso. Cioè, ma anche stando fermo, cioè, vabbè. Va bene. Va bene. Boh. Don't not parole, veramente. Il distacco dalla Parole. vettura che ti precede è 2,2 secondi. Siamo 14esimi e recuperare posizioni. È vero che non ho più soste, però anzi ho Verstappen che mi rompe i maroni. Che Verstappen comunque è molto indietro. Strategia bizzarra quella di Max. Strategia bizzarra di Max, se così si può dire. Cioè, secondo la proiezione delle prove libere devo fare un 7° posto, mi sembra, in griglia. Ho già fatto un 13esimo con tutti questi problemi. Mamma mia, se mi girano i maroni. Siamo alla fine, veramente gara disastrosa proprio per un assetto che non mi ha permesso di fare bene questa curva. Si è ritirato Hülkenberg, Vettel e Bottas e un punticino me lo pigliano. Almeno un punto l'ho preso, dai. Attenzione. Bottas si è ritirato proprio alla fine. Incredibile. Vabbè, non per il cazzo. La gara più tardi. Guarda, è che il computer la tiene, disastro, ragazzi.
quanto vediamo è il momento del podio. Però grandissimo Perez, secondo addirittura. Come questi risultati si riflettono In classifica siamo quarti a 16 punti, Raikkonen è già in fuga a 50 e poi c'è Perez, grande Perez, costruttori, secondi, raga, sotto il comandante veneziano. Ciao!